Seconda corsa che va in partenza, premio Pablo Picasso, una prova per anziani di categoria E. Sono in 5 al via dopo i ritiri di Alloro Jet e di Very Good ZS. 4 in prima fila, 1 in seconda con il numero 1 Undebei, Luca Lovera, 2, 3 Zalabarmen, Alessandro Fonte, 4 Zigolo VGL, Lorenzo Baldi, 6 Uftedmar, Marcello Di Nicola, in seconda fila 7 Zeniatia Lux, Roberto Vecchione. Autostart che allinea i concorrenti, si va per il punto di stacco con Undebei che cerca di mantenere il comando, sbaglia nel tentativo di far partenza tutta invece Uftedmar. Undebei che imbocca la prima curva al comando nei confronti di Zalabarmen, poi al largo anche Zigolo VGL, lungo i birilli invece Zeniatia Lux. Undebei che ha mantenuto l'iniziativa nei confronti di Zalabarmen che prova ad insistere al largo, 15-1 per i primi 200 metri di corsa, insiste all'attacco Zalabarmen nei confronti di Undebei, vuole ottenere strada Alessandro Fonte, non sembra volergliela concedere Luca Lovera, però poi dopo 400 metri passati in 28,7 passa Zalabarmen, che è leader nei confronti di Undebei e Zeniatia Lux, che si è goduta lo strappo iniziale. Poi ancora Zigolo VGL, Uftedmar rimessa in coda, i primi 600 passati in 43,9 dal figlio di Igor Font che passa davanti alle tribune in vantaggio nei confronti di Undebei e di Zeniatia Lux. Zigolo VGL e Uftedmar che si ricongiungono al terzetto di testa quando siamo al mezzo miglio passato in 59,2. Zeniatia Lux si scosta dei birilli in anticipo sulla risalita di Zigolo VGL, va per varchi invece Uftedmar dopo l'errore al via. Si va verso il chilometro con Zeniatia Lux che ha mosso all'esterno e cerca di andare a lato di Undebei. Il chilometro in 1.15.1 con una frazione lenta in 15.9 di rifiato per Zalabarmen che ora deve parare l'affondo da parte di Zeniatia Lux che attacca all'esterno. Zalabar che allora deve ripartire quando siamo a 450 metri dalla conclusione. Zalabarmen in vantaggio, 14.7 la dritta di là. Zeniatia Lux che attacca all'esterno, poi Undebei lungo la corda che aspetterà l'open stretch. Zalabar si difende ancora da Zeniatia Lux a 300 dalla conclusione. Undebei che aspetta il varco per sprintare l'ultima curva passata in 14,7 da Zalabarmen che è in vantaggio nei confronti di Zeniatia Lux e di Undebei. Torna all'attacco Zeniatia Lux, va di dentro Undebei, Zalabar si difende, passa Zeniatia nei confronti di Zalabar e Undebei. Zeniatia Lux che viene a vincere nei confronti di Undebei che prende il secondo nei confronti di Zalabarmen. 29 la chiusa, 1.14,3 il ragguaglio cronometrico, il successo di Zeniatia Lux e Roberto Vecchione per il training di Lamberto Barbieri, colori del signor Raffaele Cantelli. Il successo all'esterno della figlia di Rollende Ripré che nel finale passa nei confronti di un coraggioso Zalabarmen che ha speso per passare e si è difeso al comando, ma sul palo si deve arrendere anche per la seconda moneta allo speed interno da parte di Undebei. Il successo è tutto di Zeniatia Lux, Roberto Vecchione, Lamberto Barbieri, Raffaele Cantelli.